rientrati in Italia gli italiani bloccati a Wuhan dall'epidemia, tra loro anche la studentessa 23enne di Ca' Foscari, isolato nelle scorse ore il virus. Il diario della Cina nei giorni dell'epidemia è quello di un giovane trevigiano che vive a Pechino, racconta su Facebook la vita di un paese isolato dal mondo. L'allerta smog continua, da domani nelle province di Padova, Treviso e Vicenza torna l'allerta rossa, scattano limitazioni e divieti nei capoluoghi. Dramma ad Auronzo di Cadore, bimbo in rianimazione dopo essere caduto per 8 metri dalla seggiovia, indagini dei carabinieri sulla dinamica. Bomba Day, una domenica fuori dal comune vissuta tra Mestre, Marghera e Venezia per le operazioni di neutralizzazione dell'ordigno bellico. Le aziende del settore meccanico in grossa difficoltà per la carenza di saldatori, l'appello delle imprese dalla Marca trevigiana. Sport volley, dopo il mondiale per club e la Supercoppa, terzo all'oro stagionale per le ragazze dell'Imocco Conegliano che conquistano la Coppa Italia battendo Busto Arsizio. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali torna in primo piano a parlare del coronavirus perché sono rientrati questa mattina in queste ore gli italiani bloccati a Wuhan nelle scorse settimane dall'epidemia, tra loro anche la studentessa 23enne veneziana di Ca' Foscari. Sono arrivati in Italia, sbarcati all'aeroporto militare di Pratica di Mare, gli italiani rimpatriati dalla città di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, tra loro anche la 23enne studentessa veneziana che si trovava nel capoluogo della regione di Hubei per un master universitario in commercio internazionale. Dopo gli accertamenti sanitari, se non ci saranno problemi, i 56 italiani verranno trasferiti a Cecchignola per i 14 giorni di isolamento. Qualora dovessero manifestarsi i sintomi della malattia, scatteranno i protocolli sanitari previsti per il coronavirus ed il paziente verrà trasferito all'ospedale Spallanzani. Intanto la task force del Ministero della Salute sta procedendo al rafforzamento degli organici del personale medico nei porti e negli aeroporti italiani. Nel frattempo è motivo di grande orgoglio nazionale il successo dell'equipe di ricerca dello Spallanzani di Roma, dove tra i primi al mondo un team di ricercatrici ha isolato il virus che ha fatto dichiarare lo stato d'emergenza. Esprimiamo una grande soddisfazione, abbiamo detto sin dall'inizio che il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo, dobbiamo difenderlo con tutte le energie che abbiamo, siamo qui per dire grazie ai nostri medici, ai nostri infermieri, ai nostri professionisti, a tutti coloro che ogni giorno lavorano per reggere il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi da qui arriva una notizia importante, è un punto di partenza, ma gli scienziati, i biologi dello Spallanzani sono riusciti a isolare il coronavirus, siamo tra i primi del mondo, chiaramente mettiamo questa nostra scoperta, questa nostra conoscenza a disposizione di tutta la comunità scientifica del mondo che in queste ore è al lavoro, e però questo testimonia sicuramente la qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Le autorità sanitarie rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi anche in vista del picco dell'influenza stagionale che in Veneto sta arrivando proprio in questi giorni. Intanto in queste settimane un giovane trevigiano che vive a Pechino racconta su Facebook, in una sorta di diario, la vita quotidiana in questi giorni in cui appunto non solo Wuhan ma anche la Cina ha a che fare con l'epidemia. Ciao a tutti, mi chiamo Giandomenico Padovan e vivo a Pechino da circa 5 anni e mi occupo di cultura, di progetti culturali, scambi culturali tra la Cina, l'Italia ed altri paesi europei. 31 anni, originario di 7 comuni, frazione di Preganziol, Giandomenico Padovan vive a Pechino e racconta su Facebook la situazione nella capitale della Cina nei giorni dell'epidemia, una megalopoli semideserta. Gli autobus che passano, perché ne passano comunque tantissimi anche sotto casa dove abito io, e ci sono pochissima gente dentro, 3, 4, 5 persone, o alcuni viaggiano completamente vuoti. Sì, le persone preferiscono principalmente stare a casa e non uscire appunto per la paura del contagio. Negozi, ristoranti, caffetterie sono chiusi o hanno ridotto l'orario, pochissima gente in giro tranne che nei supermercati dove tutti indossano la mascherina, addirittura antigas. Generi alimentari in abbondanza, scrive Padovan, ma esaurito reparto disinfettanti. L'unica misura restrittiva che ho visto in questi giorni riguarda i gruppi condominiali,
in cui hanno bloccato gli accessi. Questo è uno dei punti di ingresso del condominio e hanno stabilito dei controlli, infatti, come si vede, dove ognuno deve registrarsi per entrare. Questo è uno degli ingressi del gruppo condominiale pedonale, come si vede è stato chiuso, e a fianco hanno anche posizionato giustamente dei cartelli per ricordare le norme comuni di igiene. E adesso parliamo dello smog delle PM10 perché da domani l'inquinamento da polveri sottili toccherà nuovamente il livello rosso in alcune zone del Veneto. Ad essere interessate per almeno 3 giorni, secondo le rilevazioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, saranno le province di Vicenza, Padova e Treviso, quindi in queste zone e nei capoluoghi evidentemente scatta il livello rosso. Il resto della regione registrerà quanto a concentrazione di PM10 il codice arancione, con la sola eccezione delle aree montane a cominciare dal Bellunese. Quindi da domani a Vicenza, Padova e Treviso tornano le limitazioni e i divieti. Questa sera nei nostri telegiornali vi forniremo ovviamente tutti i dettagli della situazione. Adesso la cronaca del grave incidente avvenuto ad Auronzo di Cadore, dove un bimbo è caduto per 8 metri dalla seggiovia. Un volo di 8 metri finito fortunatamente in un punto senza rocce e in parte attutito dalla neve. Solo così si è salvato il bambino romano di 8 anni che ieri mattina, poco prima delle 9, è caduto dalla seggiovia di Auronzo di Cadore, dove di lì a poco avrebbe disputato una gara. Il bambino, sci ai piedi e zaino in spalla, avrebbe preceduto nella salita i suoi compagni dello Sci Club 18 di Cortina, sodalizio che raccoglie iscritti da tutta Italia e pronto a disputare il Grand Prix Lattebusche. Da una prima ricostruzione il bimbo sale da solo sulla seggiovia quadriposto con l'agente di servizio che gli abbassa regolarmente la barra. L'incidente a circa 20 metri dalla partenza, con il bambino che precipita forse dopo aver perso l'equilibrio o essersi sporto troppo cercando di afferrare qualcosa. Nessuno avrebbe assistito alla scena. L'allarme viene lanciato subito dopo aver visto il piccolo a terra. Immediato lo stop all'impianto mentre servono pochi minuti per l'arrivo dell'elicottero del SUEM 118 da Pieve di Cadore. Il bimbo è riverso a terra ma respira, viene intubato e portato a Bolzano. Impossibile, vista la nebbia, trasferirlo a Treviso. Sul posto, per ricostruire la dinamica, i carabinieri forestali. Il bambino ha riportato diverse fratture e contusioni, ma è fuori pericolo. In rianimazione, in gravi condizioni, in prognosi riservata anche un 20enne residente a Zero Branco che ieri pomeriggio si è sentito male mentre giocava a pallone nel campo sportivo parrocchiale. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi, il ragazzo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello dove è stato appunto ricoverato e la prognosi è riservata. Nel Vicentino invece uno scontro frontale tra auto e furgone della nettezza urbana, feriti entrambi i conducenti e traffico in tilt. Altissimo scontro frontale tra un'auto e un furgoncino della nettezza urbana, il violento impatto in mattinata lungo la strada provinciale 31 in via Bauce, feriti entrambi i conducenti. La guidatrice della Fiat Panda, una donna, è rimasta incastrata nell'abitacolo del mezzo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere. La donna, assistita dal personale del SUEM 118, è stata poi trasferita in ospedale per gli opportuni accertamenti. Nello scontro anche l'autista del furgoncino è rimasto ferito ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Strada bloccata e traffico in tilt. La polizia locale ha deviato il traffico per consentire i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. A Mestre adesso, dove ieri un po', non solo per Mestre ma anche per Venezia, si è vissuta una domenica davvero particolare, era la domenica tanto attesa del Bomba Day. 4, 3, 2, 1, brillamento! Un piccolo terremoto registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una magnitudo di 1,5 ed epicentro al largo di Venezia. Sono le 15:37 e la lunga marcia della bomba di 230 kg della Seconda Guerra Mondiale ritrovata in via Ferraris a Porto Marghera si conclude a circa 8 metri di profondità nel mare Adriatico. L'esplosione delle cariche radiocomandate a 1 chilometro di distanza con cui era stata imbragata arriva al termine di una giornata lunghissima. 10 ore di operazioni iniziate alle 6 di mattina con più di 400 uomini in campo tra polizia locale e di Stato, carabinieri, esercito, volontari della protezione civile e della Croce Rossa e soprattutto circa 3.500 sfollati da una zona rossa con un raggio di poco meno di 2 chilometri dalla bomba che ha desertificato parte di Mestre e Marghera, svuotando case, aziende e alberghi. Molti
Molti degli sfollati sono stati accolti al Palasport Taliercio. La zona rossa, comprendendo una parte del Ponte della Libertà, ha isolato Venezia per tutta la mattina. Niente automobili, tram e autobus, niente treni, chiuso persino l'aeroporto Marco Polo. Alle 9:30 gli artificieri del genio hanno rimosso le 2 spolette che avrebbero dovuto azionare la bomba. Alle 11:15 la palla è passata alla Marina Militare. La bomba è stata sollevata da una gru e caricata su un'imbarcazione rimorchiata da un gommone lungo il canale dei Petroli, attraverso la bocca di porto di Malamocco, fino all'area Rada, dove è avvenuto il brillamento alle 15:37. Da diverse ore, intanto, la prefettura aveva dato il via libera alla rimozione dei blocchi stradali. Poco dopo mezzogiorno, la situazione tra Mestre, Marghera e Venezia tornava lentamente a normalizzarsi. E adesso parliamo dell'attacco alla sede di Forza Nuova a Padova. Indagano i carabinieri su questa vicenda. Le fiamme hanno avvolto la porta della sede di Forza Nuova in via Dal Santo all'Arcella. L'attacco al partito di estrema destra nella notte tra sabato e domenica è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è ora al vaglio dei carabinieri. Si vede un giovane solitario con il cappuccio calato sul volto che si avvicina e versa da una bottiglietta del liquido e fa partire le fiamme con un accendino. Il ragazzo si è allontanato subito prima che il rogo venisse segnalato da un residente cingalese che ha avvertito le forze dell'ordine. I pompieri sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme. All'interno della sede di Forza Nuova non c'era nessuno dei militanti. Sempre dal Padovano una singolare rissa in patronato, sentiamo. Una rissa, una felpa e 3.450 euro in contanti sono gli ingredienti di un intervento effettuato dai carabinieri nell'Alta Padovana nel patronato di Tremignon di Piazzola sul Brenta. Qualcuno chiama i militari attorno a mezzanotte. La segnalazione è per una rissa tra giovani. Quando i carabinieri arrivano, notano che i ragazzi cercano di nascondere una felpa rubata a un sedicenne. Nella tasca ci sono 3.450 euro, di cui nessuno sa giustificare la presenza, e così scatta la denuncia per 2 diciassettenni residenti a Padova e i soldi vengono sequestrati. Adesso una notizia di cronaca dell'ultima ora che viene da Trento, perché uno sciatore 60enne della provincia di Vicenza è morto questa mattina sulle piste di Folgaria. Dalle prime notizie il suo corpo senza vita è stato trovato da altri sciatori a bordo di una pista in località Serrada. Vano purtroppo l'intervento dei soccorritori giunti da Trento con l'elicottero. Fra le ipotesi del decesso quella di una caduta causata da un malore. L'economia adesso, e torniamo nella Marca trevigiana con le aziende della meccanica in grosse difficoltà per la carenza di saldatori. Il lavoro c'è, ma magari i giovani non vogliono fare quel lavoro, oppure i genitori hanno qualche pregiudizio su quel lavoro. Manca un po' il concetto e la cultura di quei valori che una volta noi chiamavamo la fatica, lo spirito di sacrificio. Quasi un paradosso in un paese in cui cresce la disoccupazione giovanile. La richiesta di figure professionali da parte delle aziende, soprattutto artigiane, ma non solo, c'è. A mancare sono i giovani pronti a ricoprire certi incarichi. A dirlo chi ogni giorno si occupa di formazione e di preparare i lavoratori del futuro. I dati parlano chiaro, le aziende, soprattutto metalmeccaniche ma anche tessili o del legno, alla continua ricerca di profili specializzati. È il caso dei saldatori, ad oggi una delle figure più difficili da trovare. È un po' un'ossessione, diciamo così, lo dico ridendo, ma in realtà è un tema molto serio, nel senso che molte delle nostre imprese, meccanica, carpenteria meccanica, metallica, ci chiedono proprio questa figura, una figura che fanno molta fatica a trovare. Carenza che pesa in modo significativo sulle aziende. Per tutto il mondo della meccanica e della carpenteria è ovviamente una figura necessaria, quindi senza questa figura, ma molte altre figure insomma, che mancano nel mercato del lavoro, le nostre imprese sono in difficoltà perché hanno commesse alle quali non riescono a far fronte. Nonostante un saldatore specializzato sia una figura ben retribuita. Le imprese di fatto si stanno rubando i saldatori uno con l'altro proprio perché hanno questa grande necessità e inevitabilmente, diciamo così, la quotazione di quel tipo di figura professionale sale. Si parte dai 2005 e si può arrivare insomma anche ai 3.000-3.500 euro al mese. A fotografare il gap tra domanda e offerta anche i dati che arrivano dai centri di formazione professionale. Ogni anno circa 150-160 ragazzi escono dalla nostra scuola. Sembrerà pazzesco, ma quasi il doppio delle aziende richiedono ragazzi, quindi i 150 non bastano. Le aziende con grande anticipo bussano alla porta dei centri di formazione alla ricerca di giovani da inserire nel proprio organico. Ho una media di almeno 2 email al
giorno di aziende che chiedono gli elenchi degli allievi in uscita o di quelli già usciti per poterli contattare e fare delle preselezioni in modo tale che chi non è ancora occupato, che pochissimi, possa in qualche modo andare a candidarsi, o chi dovrà uscire a giugno al termine dell'anno formativo possa essere già stato vagliato e iniziare immediatamente a lavorare. E adesso a Padova, dove il Comune lancia una campagna per sensibilizzare all'affido familiare. I numeri sono in calo a fronte di minori che insieme alle loro famiglie hanno necessità di sostegno. La figlia in affido che è arrivata ha portato un'ondata di bene a casa che è stato uno tsunami proprio. E questo bene che si è diffuso ai nostri figli naturali è diventato un grande abbraccio anche alla sua famiglia d'origine. Che è stata una ricchezza per noi. Silvia, insieme al marito Sante, da 5 anni sta vivendo l'esperienza dell'affido familiare di una ragazzina che oggi ha 16 anni. Piera invece è una pensionata, i figli grandi e fuori casa, e così ha in affido familiare 2 rifugiati del Congo. Sono solo 2 delle tante esperienze padovane, tuttavia i numeri dell'affido familiare nell'ultimo anno sono in forte calo, forse influenzati anche dalle vicende di Bibbiano. Per questo il Comune di Padova ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione per promuovere l'affido e la solidarietà familiare. Continuiamo a lavorare nella direzione di sostenere sempre di più le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, nell'interesse principale chiaramente della salute e del benessere dei bambini e delle bambine, e con questa campagna apriamo ancora di più a tutta la città l'attenzione su questa opportunità che vale per tutte e per tutti davvero. 65 manifesti appesi in città a partire dal 3 febbraio per raccontare storie ed esperienze e lanciare un messaggio importante. Tutti possono partecipare, coppie sposate o conviventi, single, anziani, studenti. Ovviamente è necessaria una formazione, un percorso partecipato insieme all'equipe del Centro Figli e Solidarietà Familiare, composto da psicologi, educatori e assistenti sociali. L'affido familiare, spesso confuso con l'adozione, è invece una soluzione diversa che consente una permanenza temporanea del minore ed un percorso di affiancamento alla sua famiglia d'origine che per qualche motivo non riesce ad occuparsene nel modo adeguato. Il primo incontro per chi volesse partecipare all'affido familiare è il 20 febbraio alle 19 in piazzetta Gasparotto. Prima della pubblicità una nota della Regione importante, perché torniamo a parlare della tempesta Vaia, o meglio del piano post Vaia, perché è pronto il piano del commissario post Vaia. Il commissario delegato, come sapete, è il governatore Luca Zaia. 280 milioni di euro in nuove opere di ripristino e per risarcire i danni. Lo dice appunto Zaia in una nota, 280 milioni di risorse che si sommano ai 480 milioni del piano 2019. Il piano del commissario per il 2020 è pronto, ma noi non ci siamo mai fermati. I 280 milioni di euro messi a disposizione dal governo, continua il commissario, sono stati assegnati tenendo in considerazione le segnalazioni dei soggetti attuatori di tutti gli enti coinvolti. Priorità è stata data ai 42 milioni stanziati per il ristoro dei danni a privati e attività produttive, che si sommano ai 25 milioni di euro già previsti nel piano 2019. Dei circa 45 milioni di euro destinati a opere relative al ripristino delle strade, evidenzia Zaia, l'intervento più importante sul quale Veneto Strade è già al lavoro è lo svincolo per Cibiana, opera fondamentale in vista delle Olimpiadi 2026, ma che puntiamo possa essere realizzata prima dei Mondiali 2021. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Allora si avvicina Sanremo con tutte le polemiche di queste settimane, polemiche che sono sbarcate anche a Vicenza. Il Festival di Sanremo con le sue polemiche arriva a Vicenza, dove le consigliere e assessori della Lega si sono unite al documento diffuso dal MOIGE, Movimento Italiano Genitori, No Junior Kelly a Sanremo. Il rapper romano, che fa discutere per i suoi testi sessisti e la sua presenza scenica, sul palco si presenterà con una maschera sul volto. Le donne della Lega appoggiano questo comunicato fatto dal MOIGE. I testi delle canzoni non possono essere definiti testi, ma sono turpiloqui.
e sono elogi e istigazioni alla violenza contro la donna, con un'attenzione morbosa e malata nei confronti del corpo della donna. Se era questo il modo per coinvolgere i giovani a Sanremo, siamo molto lontani da quella che è un approccio costruttivo nei confronti dei giovani e soprattutto nei confronti della parità di genere. Dura la posizione del movimento. Il codice rosso, la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere, costituisce una svolta importante, ma culturalmente c'è ancora molto da fare. Ecco perché, si legge nel comunicato del MOIGE, la violenza sulle donne va combattuta anche non permettendo che simili personaggi portino ai nostri ragazzi il loro volgare messaggio lesivo dei diritti e della dignità della persona, istigando l'uso del corpo della donna come oggetto e fomentando il fenomeno dell'hate speech. I messaggi che vengono veicolati da soggetti con maschere che catturano molto l'attenzione dei bambini, il supereroe cattura molto l'attenzione dei bambini, è davvero preoccupante. Quindi io mi auguro veramente che il Festival di Sanremo torni ad essere il festival della canzone italiana, con messaggi di serenità e di pacatezza, non certo con questi toni, modi volgari e del tutto fuori luogo. Stigmatizzata anche la difesa su Famiglia Cristiana da parte di un insegnante della scelta sanremese. Da insegnante non posso essere assolutamente d'accordo, purtroppo la cronaca ci dà purtroppo sempre tanti elementi per poter discutere con i nostri ragazzi. Non ritengo corretto buttare in una kermesse una cosa di questo tipo, assolutamente. Non c'è neanche il momento per la riflessione e per poter discutere con i propri figli. Lo sport adesso con il volley e le Pantere dell'Imoco che davvero hanno ancora fame di vittorie, l'hanno dimostrato sconfiggendo Busto Arsizio 3-0 nella finale di Coppa Italia. Le ragazze di coach Santarelli dunque centrano un terzo obiettivo stagionale dopo la Supercoppa e dopo, lo ricorderete, il mondiale per club. Adesso occhi puntati ovviamente sugli altri due obiettivi, ovvero lo scudetto e la Champions League, ma il grande ovviamente è la festa e il tripudio dei tifosi giallo-blu per le ragazze dell'Imoco che qui appunto vediamo durante alcune scene della partita e durante la premiazione. Questa sera vi racconteremo anche le voci di questa nuova festa per il volley trevigiano e appunto italiano. E proprio le Pantere dell'Imoco Volley qualche giorno fa erano state le madrine di una premiazione particolare nella loro Conegliano. Sono state accolte così le campionesse del mondo di volley dell'Imoco Conegliano. Madrine quest'anno della cerimonia di premiazione del concorso indetto tra tutte le scuole della regione dedicato alla Carta Etica dello Sport Veneto, che si è tenuta venerdì al Teatro Accademia nella città del Cima. La Carta Etica dello Sport è prevista dalla nostra legge, ma è per noi un pilastro perché vuole trasmettere i valori sani, positivi dello sport a tutti coloro che fanno sport e in particolar modo ai giovani, alle scuole, ai ragazzi. Per questo abbiamo creato questo concorso di rappresentare i contenuti della Carta Etica in un bellissimo libro a fumetti. Tra i fumetti premiati quest'anno quello realizzato dai ragazzi dell'ente di formazione Irigem di Rosà dal titolo In bilico tra il bene e il male, con questa motivazione. Per la creatività nella rappresentazione dei personaggi e nel proporre dei contenuti perfettamente coerenti con l'articolo della Carta Etica dello Sport. Curiosità per il lavoro proposto anche dai Papu, che quest'anno hanno presentato la manifestazione. Chi ha avuto l'idea di disegnare solo gli occhi? Perché per risparmiare? Il profilo non mi viene, faccio solo gli occhi. No, che comunque utilizzando solamente i visi era per far capire le emozioni e gli stati d'animo e perché ognuno può essere il protagonista della propria Gli occhi sono lo specchio dell'animo. Applausi per i ragazzi della sezione multimediale dell'Irigem che hanno ricevuto oltre agli attestati anche un premio in denaro che servirà a realizzare un loro sogno. Vogliamo finanziare una squadra di volley. No. Li regalate al Presidente. È finanziare un'uscita didattica a Roma a Cinecittà. Ah però. Ma €500 mangiati qui. Complimenti, brave. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione a partire da 20:10, riflettori puntati sulla politica, perché in studio avremo Gianangelo Boff, commissario della Lega di Treviso, e Giovanni Battista Patete del coordinamento di Fratelli d'Italia di Treviso, e poi
Alle 21.15, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde, e allora parleremo dei riflettori che si accendono sulla campagna elettorale per la Regione Veneto, la Lega che lancia segnali agli alleati di governo, il Movimento 5 Stelle che non decide, il centro-sinistra che non trova per ora l'accordo. Ne parliamo alle 21.15 con il senatore Giampaolo Vallardi della Lega, Marco Carrai di Veneto che vogliamo, Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Giovanni Tonella del Partito Democratico e Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione con tempo sempre asciutto e stabile. Vediamo nel dettaglio la situazione di lunedì 3 febbraio. Sul Veneto l'inizio della settimana sarà grigio e nuvoloso con nebbie anche fitte in pianura, in montagna invece non si esclude qualche spazio più soleggiato. Vediamo anche le temperature minime fino a 7 gradi, massime invece con punte di 15 gradi addirittura. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione con molte nubi un po' su tutti i settori ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 11 e 12 gradi. Ci spostiamo poi sul Trentino Alto Adige dove invece sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo sarà sereno al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime invece tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.